Pronto? Allora, stiamo per iniziare questa serata di Scandaloris e non solo, quindi pregherei chi desidera seguire, magari se volete prendere posto fatelo, altrimenti vedete voi, ma solo che vicino alla stufa sta un po' meglio, è abbastanza confortevole, arriva bene il calore. Quindi vi do il benvenuto a questa serata. Io sono Carla Maria Bigoni del ciclo Legambiente Sostenibili, che assieme al museo e al comune vi propone questa serata tutta dedicata a Sugar to the Sea. Ci siamo lasciati con una analoga serata quest'estate, l'abbiamo voluta riproporre perché ci teniamo molto a portare avanti questa tradizione molto sentita nel paese, questa del canto improvvisato campidanese, poi perché vogliamo anche, abbiamo un'eredità che ci hanno lasciato i nostri cari soci che non ci sono più e che tanto hanno fatto per rilanciare questa bella tradizione. Mi riferisco a Antonino Trifagno, a Guglielmo Piras, a Raffaele Lussu, scomparso da poco, anche poi Angelino Monni, Signore Scano e tanti altri. Però volevo prima ringraziare il dottor Basilio De Ida e la dottoressa Lisa Zeni per questa bellissima manifestazione dei mercatini di Natale che ci ha permesso di trascorrere alcuni momenti belli assieme in questa bella cornice, questa è della biblioteca, all'insegna di una cosa che ci fa bene, ci fa stare bene, che è la bellezza delle nostre produzioni artigianali e artistiche, delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra archeologia. Ecco, saluto Barbara Puscetto, appena arrivata, che poi darò poi la parola. Noi come Circolo Legambiente abbiamo due filoni di attività. Uno, la nostra attività così rivolta alla protezione dell'ambiente, che ci ha visto anche di recente impegnati sia quest'estate in un'attività di pulizia del letto del torrente Solanas e poi giusto ieri mattina, quando abbiamo con molte persone dei villaggi che lungo la 125 appunto abbiamo ripulito 2 chilometri del territorio di Sinai, di questa arteria molto importante, che però purtroppo è bella ma anche così danneggiata dall'abbandono dei rifiuti. Ne abbiamo raccolto in appena 4 ore, abbiamo raccolto 150 sacchi condominiali di tutto, c'era di tutto, lattine, vetro, cartacee, plastica, molta plastica, appunto usa e getta ormai degradato, sbriciolato, quasi recuperabile, perché purtroppo la plastica quando si degrada non è più recuperabile, rimane lì nell'ambiente a danneggiare e a fare danni. E tante cicche di sigarette lanciate dai finistrini, dobbiamo dirlo questo. E anche qualche rifiuto speciale abbandonato lungo strada, speciale tra virgolette, come può essere il rifiuto speciale un coprivater, proprio abbandonato in cunetta, così, lanciato in corsa, non si sa perché proprio lì, cose assurde. Comunque, questo è il nostro settore privilegiato, ma anche l'educazione ambientale che noi rivolgiamo ai bambini, e a novembre abbiamo fatto la festa dell'albero, abbiamo fatto partecipare i bambini più piccoli, quelli dai 3 a 5 anni, e abbiamo piantato con loro tante piantine nei cortili scolastici, ma anche in pineta. I bambini della scuola dell'infanzia, i più piccoli, hanno piantato letteralmente con le loro manine, con l'aiuto dei forestali, ben 60 piantine di pino nella zona della pineta, proprio quella tra la casermetta e il bar. Ma poi l'altro filone del nostro intervento è la valorizzazione delle tradizioni locali, come può essere soprattutto su Canto del Sei. Perché? Perché i nostri cari amici che non ci sono più ci hanno insegnato che queste sono le radici vere di un popolo che ci danno forza, e quando un popolo è forte delle sue radici non teme nessun confronto con gli altri popoli, settori molto diversi, anzi si apre al confronto.
Ecco, stasera oltre ai Scandadoris abbiamo il piacere di introdurre la serata con la poesia. Saranno i poeti Valeria Piga e Ignazio Cappai a proporci alcuni loro versi. Seguirà poi una breve presentazione di una ricerca d'archivio sulla presenza dei Scandadoris qui a Sina nei secoli scorsi, che farà il dottor Valerio Deita, poi ci saranno gli Scandadoris, la formazione è questa, Lello, Azzeri, Mondo Macioni, Marco Damu, Bruno Melis, la chitarra Luca Didia. Preannuncio già che la Savessara sarà iniziata da Lello Azzeri. Quindi adesso chiamo Valeria Piga, che ha il compito di rompere un po' il ghiaccio, che ci leggerà una sua poesia, La bambina col velo bianco e il soldato. Seguirà poi Ignazio Cappai, che ci leggerà poi la sua poesia, che si intitola Poeta Beacato. Va bene. Valeria Piga. La bambina con il velo bianco è il soldato. Bianco il suo pelo, come il suo cuore. Seduta sulle macerie sta. Aspetta sempre alla stessa ora. Salva. Lei, il suo gatto. Ha una sacca intera, legge, scrive, con i gessetti colora un muro. Quello che sta davanti a lei tutti i giorni. Non le piaceva vivere nel campo, sotto le tende. Erano tutti morti sotto quelle macerie. Forse sola, con gli zii e cuginetti. Della madre non parlavano, il padre ne mancava molto. Un uomo dal sapore buono, di lui il ricordo. Dentro una scatola lettere, poesie, racconti. Ancora sentiva la sua voce nel fruscio del vento, fra gli alberi d'ulivo Palestina. Aprì il suo libro sacro avvolto dalla carta di giornale, legato, lo baciò. Chiuse gli occhi, sparì il grigiore, apparvero i colori. La sagoma di un soldato gli puntò la luce di una pila. Cosa fai qua? Non era la sua lingua, rispose in inglese. Ti stavo aspettando. Siediti accanto a me. Arrivò un altro soldato, lo suntò, gli diede un pugno. Seduto accanto a lei, pianse. Rimasero in un copioso silenzio. Asciugò le sue lacrime con il velo bianco, curò la sua ferita, le mostrò il suo braccio dove era scritto il suo nome. Se muoio riconosceranno il mio corpo. Un gioco da bambini. Lui mostrò la sua ferita nel polso. Non so più chi sono, mio padre è morto, non sono suo figlio. Non cercare ora le risposte che possono esserti date, poiché non saresti capace di convivere con esse. Forse così un giorno lontano, a poco, senza accorgertene, ti troverai a vivere le risposte. Sera, incontro, momenti, giorno dopo giorno, un bigliettino. La divisa di oggi è la pazienza. Buttò via la sua divisa, le diede un pezzo macchiato di sangue. Si tolse il velo, lo posò sulle sue mani. Prima del tramonto gli disse: vedi quella donna disegnata sul muro? Potrebbe essere mia madre.
un gabbiano volò. La troverò. Fecero un disegno insieme sul muro. I razzi, stelle, cielo, cadde la pioggia, arcobaleno. Aspettavano come due bambini. All'orecchio segreti, crimini, misfatti, dicerie. Lei gli infilò una lettera nella tasca. Pure lui. Le sussurrò: grazie per avermi reso un uomo migliore. Grazie per avermi liberata. Mise la keffia. Addio fratello, addio sorella. Lei la gridò, si fermò, sparì nel nulla. Cos'è illegale, il muro o il murale? L'interpretazione della storia, la terra di Israele e Palestina, terra in cui un murale può essere utilizzato per trasformare la lettura della realtà. I disegnatori palestinesi dedicano grandi murales a figure iconiche per il loro popolo, come Leila Khaled. Lasciano la propria firma. Papa Francesco ha rotto il silenzio, isolandosi in preghiera, dopo aver letto alcune delle tanti frasi che sul muro i palestinesi scrivono durante le loro giornate, senza speranza di un futuro dignitoso, una resistenza pacifica artistica. Sul muro di cemento armato alto 9 metri, il muro della vergogna, uno dei più famosi murales che ritraggono Leila Khaled, si trova nel muro di confine tra Palestina e Israele, a Betlemme. Le poesie dedicate a Leila Khaled, volto femminile della resistenza palestinese, è un'attivista protagonista di 2 drammatici dirottamenti aerei di linea nel 1969 e nel 1970. Prima donna in assoluto in un'azione simile, nata ad Haifa con la sua famiglia, si trasferì a Tiro in Libano durante l'esodo palestinese del famoso 1948. All'età di 15 anni divenne dalle prime aderenti dell'organizzazione arabo-radicale del movimento nazionalista. Questo movimento divenne noto come il Fronte Popolare per la Palestina. Lasciò gli studi e il lavoro per eseguire gli addestramenti militari. Nel 1969 prese parte al primo dirottamento aereo. Secondo alcune fonti si sospettava che a bordo ci fosse l'ambasciatore di Israele, notizia smentita dalla stessa Khaled. Nell'episodio non ci furono feriti. Khaled si sottopose a numerosi interventi di chirurgia plastica per rendersi meno riconoscibile e per permettere di partecipare ad altri dirottamenti, cosa che avvenne nuovamente nel 1970. L'attacco fu sventato dall'intervento di un agente delle forze dell'ordine di sicurezza israeliana. Il pilota si diresse il volo nell'aeroporto di Heathrow, dove Khaled fu trasferita e arrestata. Il governo britannico la rilasciò dopo un anno. La tattica dei dirottamenti aerei, Khaled ha dichiarato di non credere più da tempo nel dirottamento degli aerei, che con legittima forma di protesta ha continuato a trovare nel Regno Unito. I suoi rapporti erano buoni con la Gran Bretagna. Membro dei comitati delle donne palestinesi, appare frequente in conferenze, nelle trasmissioni delle reti televisive arabe. Attualmente vive in Giordania, sposata con un medico da cui ha avuto 2 figli. Chiediamo perdono per il lungo silenzio sulla martoriata Palestina. Oggi fare pace è altrettanto costoso di fare guerra. Dobbiamo avere il coraggio di capirlo. Un giorno i bambini ci chiederanno perché. Grazie. Grazie Valeria che ci ha ricordato che pur nonostante questo clima di festa che naturalmente stiamo vivendo perché siamo vicini al Natale, però nel cuore c'è tanta tristezza per le tante vittime innocenti delle guerre, tutto rincorso. E Valeria ha fatto bene a ricordarci. Adesso chiamo Ignazio Capai che ci leggerà la sua poesia, Poeta d'accatto.
Buonasera e benvenuti. Poeta questa poesia. Questa poesia, grazie a Valerio, grazie ai amigos, che mi hanno posto in conca di fare questa raccolta. Poi questa raccolta di queste poesie, mi tocca vendere con me, a fare una specie di vagliatura, su buono e su male. E cercando di tutto questa cosa, mi sa che questa poesia scritta già ai 20 anni fa, segna su 5 del mese del 2005. È un ringraziamento che faccio ai poeti che hanno partecipato a suo secondo attovio del conto del Corretto. Fatto in Sadomo che teniamo in Sarrocchese, in Sadomo del Suagliaio di Paolo Zeri. E ringrazio tutta questa gente che ha partecipato, sia era con il suo canto del sei, con la sua poesia scritta. E a Carla, quando ha pagato, ha detto, Carla, ma ha pagato questa cosa, dove su questo ringraziamento a tutta questa gente che veniva a mancare? Poi in questa poesia, sammentari dei poeti che ci vedono ci conti grossi. Quindi appunto usaremo un naso, in questo attovio che più secondo, il suo primo non è saputo trovare. E su titolo est, poetas de acato. Acato che lì come domanda ai poetas del rispetto. Poi vai bella figura, impero ben sa rima, si tengo amore e cura e poi sempre sa stima. Beni os amigos, se vuole ricordare, sa poesia dei antigos cercheu da salvare. Custa Tolio II a organizzare Magatto, presento e nel confundo il poeta di Accato. Poesia de qualità di Sciolizzi Antonino e Artus Pregio Sociali in Pagliazzo Gigino. Se smurgia grande cervero con Guglielmo Guallis, per cresce questo impero de boso aspetto sinalis. A Raffaelli e contento con satiro e gianna, bella ricco argomento antiscritto in agongana. Sezio con i spettatori, se Angelino Dristo, non è con i autori che noi ha portato su scritto. Savio in suvettaie de Guasila Vitao, con Bruno a cantare tu ponga su costare. Buon argomento Midas e ti scaltro Mario Spinna, narrativa con satira se spondo senza vetrina. Bello sconto de vorrei da Minuizzi e contao ed è gioco di una geda buon gusto a portare. De me da vi aspettavo poesia de Marcello e ci tiu ascoltato do canti verso del lei. Non ti faccio su grotto, c'è da maiste cultura, de sterrina smeda dotto su un tetto per figura. Cano fulio a otto, de un manco mincivongo, un natus dotus no conto iste missioni si do. A posto buono voedo, i moi da regraziaus, sa presenza don cadedo con piacere saludaus. Passaus bem um momento, senza sede dei arroquetas, a seu grupo os cumprimentos, por conto de correto. Carla, se permetti, ti permettei 2 minuti, si dirige un'altra. Un buon arregoto. Questa è stata sorpresa. Con amico se andavo, a riserva di salutare, poi tao sono impegnato, non ti posso accompagnare. In rima di presento e di bolla ricordare, in questo componimento matricua di bantare. Sono cristianelli di Raffaele Illus. Umili e generoso, vedendo educato, con tutto sul rispettoso e mera apprezzato. Amico dessa natura, da miras todos os colores, prende essa tua cultura, de estima com matas atroces. Gênio de artes antigas, de espagos avarraos, traz méritos indivíduos, casedes nomenados. Sempre pronta saína, acuzza vo italiai, com sgumpi a vita salina e cadi das torres afundare. Ma isto de scarteto, o imperavo gordolino, fai con l'astedo e cana vince su gadino. Sarti duaccia porta un fiera de sarroquedas,
ha sempre presenciato incontro de corrente. In parios presentau versos, gotchos e poesias, Santi sempre apreciau in lo que vestano dias. Fruto dessa tua amata, dentro un s'aposento buono, curvas posagoia de prata, mas escrito friundo. Se esistente o premiau in concorso literario, con sua universidade incingiau as teatro e sipari. Poeta de escritos anos, pois etes in da mesa, com amigo nosso decanos dessa língua campidanesa. Com isso se está contento, zalaçado um sugoro dristo, sciente e respeitoso atento da regola curso e maestro. Casamacara no grades, ou todos um dolore, sinibile grupo de edades, sarudia e cantadores. Lugia-se de humildade, de honorosa memória, posador a honestade da riqueza santa glória. Ciao Raffaele. Grazie. Grazie per queste parole toccanti rivolte a questo carissimo amico scomparso 2 mesi fa circa. Mi ha fatto un ritratto veramente, come dire, non solo pieno d'affetto, ma nei tuoi versi l'hai proprio delineato come era proprio nella vita di tutti i giorni, con la sua grande modestia, la sua modestia e con tutte le cose che faceva per gli altri e che ha dato molto alla comunità. Grazie per questo ricordo. Adesso un altro applauso si merita in memoria di Raffaele. Adesso vorrei chiamare Barbara Fugedu per un rapido saluto. Le manifestazioni a favore dell'ambiente che abbiamo fatto di recente abbiamo potuto realizzarle grazie anche per un apporto fondamentale di Barbara Fugedu, che ringrazio. Buonasera a tutti, grazie Carla, ma grazie a voi e a tutti coloro che permettono di ripercorrere queste vie di bellezza, no? La poesia sull'Entesè e tutte le azioni legate alla cura del territorio, al rispetto del territorio. L'ambiente sostenibile organizza spesso tanti eventi, ma la capacità di sostenibile è quella di coinvolgere tante persone, perché è soltanto con il coinvolgimento delle varie associazioni volontarie, insomma, come dire, partecipazione attiva del territorio si può fare qualcosa, come anche il nostro museo tramite Valerio, Isa o Isella con la biblioteca o le scuole questi giorni. E quindi solo questo può rendere bella una comunità e diciamo, mette in risalto ciò che davvero ha. Spesso le amministrazioni, io parlo non soltanto del Comune di Sina, ma tante, hanno difficoltà a mettere in evidenza, no? E a far partecipare, perché manca il coinvolgimento, manca la presenza del territorio di queste associazioni. E sono tanti al fine, sono quasi 100, quindi immaginate tra cultura, sport, sociale e altre, quindi non è semplice, ma è grazie a loro, il volontariato, naturalmente protezione civile, ci mettiamo un po' tutti, perché l'evento di ieri mattina si è realizzato grazie anche alla partecipazione, oltre che alla preziosa collaborazione della polizia locale che ci ha scortato il numero 125, ma anche dell'ANAS, naturalmente del Masise e di altre associazioni, sì. La Green Community che raggruppa tutti gli abitanti dei villaggi, dei borghi della strada 125. Sì, e quindi questo per ringraziarvi, quindi 2 parole per dire grazie a voi, perché chi è presente qua è davvero parte attiva in questa comunità, c'è qualcuno anche non di Sinai, ma grazie anche a chi non è di Sinai, perché arricchisce, no? Questo grande valore che abbiamo culturale, sociale e direi anche ambientale e naturalistico. E io lo stesso sono sensibile a tutto ciò che riguarda la natura, la protezione del nostro bene prezioso che è il creato, tutto ciò che nasce spontaneamente, che viene ogni giorno leso e purtroppo massacrato dalle azioni negative dell'uomo. E quindi con la raccolta delle buste di ieri, quindi dei rifiuti, insomma, abbiamo risolto, non dico risolto, ma comunque 2 chilometri abbiamo puliti, quindi e non è poco. Anche un bel messaggio. È un bel messaggio, ci lanciavano ogni tanto qualche, cioè passavano
non dicevano cose belle, però vabbè, noi abbiamo fatto uguale. Sicura in prima persona. Sì, infatti. Però grazie anche per questa serata, perché su Cantesei, quindi il canto improvvisato, la poesia, rappresenta la bellezza di quello che siamo, di quello che abbiamo, e la capacità di dipingere o creare una poesia, anche improvvisare, non è da pochi, è complicato, non è semplice, però trasmette la bellezza, che può essere anche, oltre che l'amore, anche il dolore, la mancanza. È fatto bene Ignazio e quindi ringrazio anche Valeria per le parole su ciò che sta succedendo in questo momento. Ignazio per aver ricordato delle persone meravigliose che non ci sono più, che hanno dato davvero un tocco magico alla cultura di Sydney. Quindi grazie Carla per quello che fai, ma grazie anche a loro qui presenti che, insomma, devo dire, sempre molto presenti, portano avanti una bella tradizione. Grazie ancora e a tutti voi, infinite grazie, buon Natale e buon anno. Insomma, ci aspettiamo un anno sereno, un anno più di pace, lo spero tanto. Grazie Carla. Grazie Barbara per queste belle parole. E grazie anche al Comune di Sydney che sempre sostiene queste belle iniziative. Adesso chiamerei il dottor Valerio De Ida che ci presenterà in breve i risultati di una ricerca di archivio. Grazie Valerio. Carla. Io sarò breve davvero. Intanto ringrazio Carla per averci coinvolto per l'ennesima volta in un evento di questo genere che mira, no, a ricreare anche un legame con le comunità che abitano Sydney, quindi grazie come al solito. Che cosa vi racconto io? Vi racconto semplicemente una ricerca che è appena iniziata. In realtà avevo già accennato che avremmo iniziato a fare questa ricerca nell'archivio storico di Sydney, quindi è un racconto che riguarda la nostra comunità del passato. Non sono stato io in persona a farla, io la riporto, ma anzi ringrazio il dottor Alessandro Molteni e la dottoressa Federica Osai, che sono gli archivisti che lavorano all'archivio storico del comune di Sydney e che in questo ultimo mese e mezzo hanno iniziato a fare questa ricerca per trovare all'interno della documentazione del comune di Sydney, documentazione che parte dal 1700 e arriva fino all'altro ieri, ma noi in archivio storico abbiamo fino agli anni 60, ecco, hanno iniziato questa ricerca per trovare materiale storico, quindi memorie che raccontino che cosa? La poesia e la poesia di improvvisazione nello specifico, quindi Sagantala, Saversada, a Sydney e nel territorio di prossimità del comune di Sydney. Qualcosa è già venuto fuori, ci sono dei documenti molto interessanti, si tratta per lo più di licenze che venivano chieste proprio per realizzare dei piccoli eventi nelle piazze del comune di Sydney, però quelli più interessanti al momento sono soprattutto le richieste che arrivano da fuori Sardegna, perché che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa molto importante, cioè che questo si tratta di un documento, una lettera arrivata da Roma, ci racconta il fatto che i poeti di Sydney erano molto conosciuti, e quindi dobbiamo andarne fieri, anche oltremare. Quindi questa è una laureanda di Roma, dell'Università della Sapienza, il cui professor Toschi, le dice: guarda, devi fare una tesi sulla poesia improvvisata, scrivi a Sydney, il comune di Sydney, perché è uno dei luoghi dove ci sono i più importanti poeti di improvvisazione in Sardegna, e siamo nel 1955. Ci sono tutta una serie di documenti che riportano appunto queste richieste, ma io vi leggo semplicemente la risposta del sindaco di allora, non la leggo tutta, leggo solo un estratto, che risponde così. Le fa proprio, a questa studentessa fa proprio un excursus di quella che è la poesia di improvvisazione a Sydney, ovviamente, ma lui dice: le do un po' di informazioni anche su tutta l'isola. Quindi fa: nel capitano di Cagliari e nei paesi del Sulcis è stata nei tempi andati assai diffusa e coltivata la musa estemporanea. Ancora oggi, sebbene con minor entusiasmo, si svolgono le gare poetiche, indette dai comitati e dai festeggiamenti nelle ricorrenze religiose. Siamo nel 1955. In antico i cultori erano tutti dilettanti e si invitavano a vicenda da un paese all'altro, nelle ricorrenze festive. Attualmente ne fanno una professione, in quanto ricevono un premio di circa 5.000 lire, a invitato per ogni gara. 5.000 lire nel 55 erano tanti soldi.
Comunque va avanti, si riferisce anche tecnicamente com'era questa poesia, questo canto, e dice: il canto è monotono, dovendosi ripetere ad uno tutti i piedi. Per questo riesce poco gradito ai giovani, perché sono più, diciamo, dice, usi ai divertimenti dinamici. Cioè i giovani già nel 55 volevano la musica rock che stava iniziando a diffondersi, no? E poi va avanti, dice: altre forme di poesia usate ancora vive, che non si improvvisano, ma si compongono a tavolino, sono la canzone e i sgoccius. E anche dei sgoccius, mi sa che Ignazio qualcosina ci potrebbe dire, quindi anche questa era qualcosa che risultava già importante a Silvio. La prima è composta di un numero variabilissimo di stanze ed è adattata ad ogni tipo di poesia, sia essa epica, lirica, descrittiva, parenetica, eccetera. Mentre la seconda è una specie di ode laudi, in onore specialmente dei santi, oppure del tutto una satira. E gli dà anche un esempio, quindi ve lo leggo perché è proprio un brevissimo estratto. Un funzionario romano che è stato pogastivo in Sardegna trasferiu, su mari frangendi ad attraversao, crendi che a Roma no torressi biu, ma pustis veniu su tempus prescritto, ripassata afflitto su mari che prima vensendi a sublima di ospitalità, chi in sicnusa adi prodotto incontrao. E questa è una delle brevissime poesie che il sindaco di allora riporta alla studentessa. L'ultimo documento invece, che è uno dei più antichi che sono emersi dalla ricerca, ci dà ancora una volta l'idea di come siamo negli anni 30, 1931, e il 14 di agosto arriva una lettera da Guasina. Quindi l'ho scelta perché io arrivo non da Guasina ma dal territorio vicino a Guasina, ma ormai mi sento abbastanza sinaese, quindi ci sono già 6 anni. E il signor Antonio Farina che scrive al Podestà di Sinai: signor Podestà, data l'occasione che ci troviamo vicini, prego la signoria vostra di informarvi se quest'anno per Sant'Elena vi sono poeti invitati alla gara del concomitato. Caso contrario, memori del buon trattamento fattomi l'anno scorso, desiderei venire per fare la gara a conto proprio. Sarà cortesia mia di farmi a riguardo un telegramma qui a Guasila, non più tardi del 16 mese corrente, è nel mese di agosto, che verrà rimborsato da me. Io verrò in compagnia del Moretti e di mia figlia Maria. Ringraziando anticipatamente del disturbo, le porgo i sensi della mia stima. Questo che cosa ci dice in sostanza? Che Sinai era una terra ambita anche dai poeti del sud dell'isola e anche del centro, perché a Guasila siamo già a 35-40 km da qui, e quindi ci dimostra ancora una volta che la poesia improvvisata, gli scantadori, come li chiamiamo noi, i poeti in versata, erano qualcosa di rilevante già nel 1930, ma io credo che se torniamo indietro ci sia qualcosa anche nell'Ottocento. Bisogna semplicemente andare a spulciare ancora più a fondo per far emergere questa storia. Io ho finito, direi che adesso lasciamo lo spazio agli artisti. Grazie per questa bella ricerca, noi siamo ansiosi che venga completata al più presto e che ci mettete al corrente. Non ci sorprende questa predilezione dei scantadori di fuori a poter esibirsi anche a Sinai, perché noi in tutti questi anni scorsi l'abbiamo sperimentato, cioè c'era una gara di scantatori del circondario per venire a esibirsi a Sinai, hanno sempre, anche affrontando il viaggio a proprie spese, pur di esibirsi qui con i scantatori sinaisi. Adesso li chiamo qui al palco, chiamiamolo così, quindi chiamo Bruno Melis, Lello Zeri, Mondo Maccioni, Marco Damu e il chitarrista Luca Di Dia. Come ho detto prima, inizia a Saversara Lello Zeri. Lello, se vuoi di nuovo presentare tu, fallo. E grazie. Naturalmente un ringraziamento ai scantadori che ci allietano sempre con i loro bei versi. Buona serata a tutti.
Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo adovio che state apparecchiando dell'ambiente, sul comune e sul museo del Campo. Grazie del suo convito. Allora, commenteranno ciao Carla, questo argomento è documento Deo, ordine e sommità. A secondo mano Mondo Maccioni, a terza Bruno Melis e a quarta Marco Adamo. Allora, questo argomento era applicato in un indirizzo preciso che da padronali, nel senso che c'è una metafora, sì, però penso che non ci usa poi nemmeno a comprendere detta se uso cantante. Questa metafora è su succina adesso questo campo, questo dicevo. Quindi noi siamo appaccicati se tu vai a comprendere il sicuro, perché il sicuro non senti questa metafora mia che voglio andare. Quindi spero che sia la fine adesso e chi arrennesce in questo zona, insomma, se tu vai a comprendere, poi tagliamo comprendendo che si partecipare tutto su a questo canto. Grazie. Poi non ci arrennesce che lo Oh yeah. A sta chitarra si accompagna all'Eucaristia. Allora, tu dici, in viaggio succede cose che non fate. Allora, secondo me il mondo con Marco Continono e Nevoli, e quindi magari che non siano cavoli, quando siamo fuori scocciai uno, quindi cambia una cosa là. La Bruno a seconda mano e il mondo a terza, che si scoccia con me. Si vede che è un gioco che c'è in croce, praticamente. Va bene, grazie ancora. Si saluto come usanza, con gusto perso che si prodigio. Con gusto perso che si prodigio, oggi sto vivendo con sa speranza, devo raccansare in un disagio. Saluto come usanza, devo raccansare in un disagio, se ho vivendo con sa speranza. Grazie. Saluto riconoscenza, manca il suffino si racconti,
conoscenza, che cosa che vuoi raggiungere, se non ti manca sta pazienza. Che racconti, si esterno di manca sta pazienza, che cosa che vuoi L'uacelli ha cominciato e aprimo se senti un sudrone, e aprimo se senti un sudrone. L'uacelli ha cominciato, chi gusta speranza, chi gusta desejo, sia poco, sperendi chi tenga verão. E aprimo se sente un sudrone, sperendi chi sia da verão. Sia poco. manca in su frio se cierro un saludo e circo florido, un saludo e florido. Manca in su frio desierto, o alcanzai donia desejo, Giolicana e volontà del vero. Su saludo si tu florito, Giolicana e volontà del vero. Alcanzai donia desejo. A Beniamino sciuga sa lei, ancora è fredda strumentali, a Beniamino sciuga sa lei. A Beniamino sciuga sa lei, gusto fisico tu non sa cansai, ma non dipendi fatti da me. Ancora è pendi tormentai, ma non dipendi fatti da me. Gusto fisico tu non sa cansai. E ora che ti conoscevo, esprimo
Esprimenti in questo dilemma e di ora che ti conoscevo. E di ora che ti conoscevo, tu i mattinai che è il problema, ma chi ti servirà più noi non ci siamo. Esprimenti in questo dilemma, che chi ti servirà più noi non ci siamo. Sui romanzianai che è il problema. Ogni stermina che si sciavelli, come dai sardina orsa, ogni stermina che si sciavelli. Prima che si sciavelli, nanta che sugnoni e capace forza, per io più grassa per i miei. Onanda in sarrina a orsa, per io più grassi saperi, nanta che sugnoni e capace forza. In natura de su virtiniu, mai nemus agata difetto su, mai nemus agata difetto su. In natura de su virtiniu, naramiti pianus e progettus, piasatenis apportumium. Mai nemus agata difettus, piasatenis apportumium. Naramiti pianus e progettus. E pronta ai gusto congresso, e ma vollina e deve trarca, e pronti ai gusto congresso. E pronti ai gusto congresso e contrastate una matriarca, chi fai discosato tuo interesso. Diavoli, cristiana e deve trarca, chi fai discosato tuo interesso, usted contrastate una matriarca. Gusta amigo bandoni,
amico condoni. In gusto amico condoni, quasi nai troppo di paini, capo da comezza o a fai nomi. Ogni amico ascolta di stai, capo da comezza o a fai nomi. Nara pipita strobu di paini. Sperendi chi gusta, sperendi chi oi guarda nesci, cante un pulsamente fissa, cante un pulsamente fissa. Sperendi Gustavo Arrenesci, bambina saccando un banda vista, e su disegno di scaresci. Mente twissa e su disigio che ti devi se scaresci fino a saccare un mandalissa. La poesia porteggia in antisi, con i gusti sardu improvvisau, con i gusti sardu improvvisau. La poesia porteggia in antisi, tutta si immobile a passo per pau, e gente di fattura girantisi. Con i gusti sardu improvvisau, e gente di fattura girantisi, tutta si immobile a passo per pau. In questo congresso come acontece, ai noi mi presentavo, in questo congresso come acontece. In questo congresso come acontece, si comandarizza su disigi a cansau e si interesso bandala e sparezzi. Ai noi mi si presentau e si interesso bandala e sparezzi, si comandarizza su disigi a cansau. Italiano mi
venire favori, de sicuro il nome bianca, l'italiano mi venire favori. Italiano mi venire favori, ma non mi dite che mancherà. Sognarati mi di pogare su mori. No pestan su canto, non mi affiancarà. Sognarati mi di pogare su mori. Manarami lui te chi mi mancherà. Se un venuto cantai, cica de fai progresso, cica de fai progresso. Se un venuto sai noi cantai, chi gusta delitto, gusto su interesse, Italia convertita da capai. Venuta fai progresso, Italia convertita da capai, gusta delitto, su interesse. Avvisino l'amico notturno, o cantai andata sicuro, o cantai andata sicuro. Avvisino l'amico notturno, o Deus su profai in cento puro, mai adesso a spara e a fuoco. O cantai andata sicuro, mai adesso a fuoco e sparai, o Deus profai in cento puro. A Sardegna portare i sonori sì, a scherzare che era bottono, a Sardegna portare i sonori sì. A Sardegna portare i sonori sì, questa speranza a più su sono, cambia vestia con vari colori sì. Maschetta zau guerrera botono, cambia vestia con vari colori sì, questa speranza a più su sono. Asune cupone ma bello, iscare
careci tu presenti, a suo tempo buono ma bello. A suo tempo buono ma bello, e vi saluto il nostro e commenti. Guardanza e suddizio, chi vedi poi scaresci gusto presenti, guardanza e suddizio, chi vedi servi suddizio, impegno, non e commenti. Sakai Zeui Sugoenda Finalmente Ronissa Sakai Zeui Sugoenda Sakai Zeui Sugoenda Ogni notte la fila saissa e tu vuoi raggiungere sa meta. Una mente non sa e tu vuoi raggiungere sa meta. Ogni notte la fila saissa. Tu cantai senza lui poco, arrennesci e benisciu, arrennesci e benisciu. Tu cantai senza lui poco, da volto sempre fatto mio e mi sighi lindo nel logo. Carnesci benisciu e m'accompagna da indoni al logo. Bruno da volto ha fatto mio. Senza Lucia domandante amori, ma Don Rodrigo non te ne a piedari. Senza Lucia domandante amori. Se non ci domandando amori e un affido a sa realtà, ma spero tanti su venidori. A Don Rodrigo non te ne a piedari, ma spero tanti su venidori ed è un affido a sa realtà. Custullo che
Custulo bukeita gatushikate urio Tatrugata conosci presenta mita Tamurau che genio Tatrugata conosci presenta mita Gatushikate Chi si avvicina, manda un bacio e le guerra non sono visioni. Manca il fidarsi a Saraggi e le guerra non sono visioni. Chi si avvicina, manda un bacio. in tanti logo con piedari a giuresta giurai in suo mondo e in tanti logo in suo mondo e in tanti logo ha bisogno di verità presentai chi da porta santa e che in miseria cestiglia giurai cada volta santa e ha bisogno di verità presentai Lisciuga per tu bocca sagrai levarani su bottona Isaia Lisciuga per tu bocca sagrai Lisciuga per tu bocca sagrai siamo tutti tu sa speranza mia, occhio sia in grado te ma giurai. E paradiso una Isaia, non sia in grado te ma giurai, siamo tutti svegli sa speranza mia. Marco mistura la razza, ma le mirare dalla uscita. Questo Marco mistura la razza.
punte suonato. Ma gemmi tala infini, no casti solo savunte suonato, ova casti ai uno oltre confini. I bazzeri mani del cielo e più breve un cantadori, i bazzeri mani del cielo. Io guardo mani del cielo, dei colori, mi nessun del Roma, poco mi rimedio. E un cantanori, ma mi nessun del Roma, poco mi rimedio. Intende ogni anni, ma vedo ogni colori. In un verso finara fragili, finara puro a coro sincero, finara puro a coro sincero. In un verso sinara fragili, esti castiendi sul mondo intero, casi comprendi che tu è difficile. Sinara puro a coro sincero, casi comprendi che tu è difficile, esti castienti sul mondo intero. Su io canto te ti giungi, da 46 e chi tenga sotto, su io canto te ti giungi. Su io canto te ti giungi, c'è tu non senti strumento dei moti, costano e tanti facili la raggiungi. Gli andireni e chi tenga sotti, certo gustano e facili la raggiungi, non senti sempre strumento dei moti. Casi Marco assassino brodi, cade sul anco conosciti lei, sì. Casi Marco assassino brodi. Casi Marco assassino brodi,
Simendi Samadri Arcaduni Spenti, si investiscira un'altra rodi. Adesso canto conosci lei, si investirà un altro eroe, Presidente Samadri Arcaduni Spenti. Santa Leni ha fatto le soldi, fatto conosciuti in guerra. Santa Leni ha fatto le soldi. Santa Leni ha fatto le soldi. Tutti 40 anni comunque da terra, ma su manca soldi di accordi. Ma posto in guerra, a su manco a secondi di accordi, 40 anni comunque da terra. In sul mondo si intendi da fanno su un sodio capo da pettigai. In sul mondo si intendi da fanno su. In suo mondo si intendi da fanno su e italiano a pensai Italia si è praticando su. Casso di fuori solo a pettigai e Italia si pravintano su e italiano a pensai. Osa pazienza chi ne sta scontenti, a vosaltro spazio un inchino. Osa pazienza chi ne sta scontenti. La pazienza chi ne sta scontenti, proprio onde nasce su bambino, poi tu all'ambrica correndi. A vosaltro spazio un inchino, poi tu all'ambrica correndi, proprio onde nasce su bambino. Chi mali pensarà, sapai nada vai peucuru. Chi mali pensarà.
un venoso puro. Le bomba sa chi spionata, ognuno qui del pubblico, le bomba chi spionata. Le bomba sai sonata, giganta e pubblico, giganta e pubblico. Le bomba sa sonata, a parte su sangue scuri, e sa travarti, ma tu spionata. E sa travarti, ma tu spionata, dei gusti su sangue scuri. Insassata storia scriendi, insassata storia scriendi, insegna via serra e seui, insegna via serra e seui. Insassata storia iscriendi, canto un vestimento su volta distrui, e mai uno volta difendi. Insegna via serra e seui, e mai uno volta difendi, canto un vestimento su volta distrui. Di te che si intendi, poi bello scanto tu dici alla poli, anche sto conti di cosa intendi. Anche sto conti di cosa intendi, sa speranza è sempre l'ultima morri, come su un auto mio la prendi. Poi bello scanto spisci alla porri, e poco solo mi la rendi, la speranza è l'ultima morri. Giusto punti determino, due tu sanno se pulito, giusto punti determino.
tu punti determini, mancus a morti de mili viviu, amo più sa coscienza e consulta fastidio. Fue tu salute pulito, amo tu salucienza de gusto sapino, mancus a morti de mili viviu. Avete grassi povresci, cacciatelli e si divina, avete grassi povresci. Avete grassi povresci, sganciando la guda, fatta a Hiroshima, questa speranza deve si scaresci. Carte fumarmi di prima, questa speranza scica devi scaresci, sganciando la guda, fatta a Hiroshima. Inza missa non si biscaresciu, possa comunioni e su bonuberi, possa comunioni su bonuberi. Inza missa non si biscaresciu, posso dissi giubileni di azzeri, manco su mappa cesti arrenesciu. Sa comunioni e su bonuberi, manco su mappa cesti mai arrenesciu, posso dissi giubileni di azzeri. Con in mano una violia, o a scantanti sirviti portenti, con in mano una violia. In mano su una violia, a puppi una colomba bollenti, a una guste che sa speranza mia. In mano tanti tribiti portelli, a una guste che sa speranza mia, a puppi una colomba bollenti. Non è che si comincia a dire serio. Saludem noi carna, che lo piazzole degli ai. Saludem
di moi di karma, se ti si giugi ma canna mai, fino a sacando anche frai gaiarma. Che non piacciono le hai, fino a sacando frai gaiarma, tu se ti zinghi mi mancanza mai. Saluto sincerità un profondo, un profondo. Saluto con sincerità chi si avvicina un po' ormai sul mondo, come più sereno, più tranquillità. Un corpo profondo, come più sereno, più tranquillità, ma che si avvicina un po' ormai sul mondo. Ti saluto con sudo mio, a conosco piano conosco, ti saluto con sudo mio. Ti saluto con sudo mio, adatturai sul visaggio dedotto in tuo futuro florito. A conosco siano conosco in tuo futuro florito, adatturai sul visaggio dedotto. Si saluto e non mi confondo con vosotros su amico fragile, si saluto e non mi confondo. Si saluto e non mi confondo, la speranza mia mi dice ti vagi e non mi libro guerra sul mondo. Tu non sai, tu sei conmigo fragile e non vedi blues guerra sul mondo, la speranza mia io conosci vagi. Grazie. Un applauso a Luca, voi che l'ha accompagnato. E grazie per questa silenzio di tempo, cioè, sì. Non si scandalosi perché ci hanno tradotto in versi la nostra comune aspirazione alla pace e questo è l'augurio che ci scambiamo stasera. Grazie.
Dove mettere le mani? Stai così che è automatico. Capito? Stai così sei un po' invece un aiuto, ti fa sentire stabile, capito? A balla. Io non sono molto avvicinato, i dolci, poi ho